I risultati di questa tornata elettorale amministrativa consegnano al Partito Democratico della provincia di Agrigento un esito straordinario che ci riempie di orgoglio e ci carica di una grande responsabilità. Questo è il commento a caldo del segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Agrigento Francesco Cacciatore a seguito dello spoglio delle schede per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci della provincia. Il voto alle urne parla chiaro, la proposta politica del PD, fondata sulla serietà, sul rinnovamento della classe dirigente, sul radicamento territoriale, è stata premiata dai cittadini. Registriamo vittorie nette nei comuni già ben amministrati come Cammarate e Siculiana, rivinciamo a Sambuca dopo l'interruzione della virtuosa esperienza amministrativa, ritorniamo in consiglio comunale dopo anni di assenza nella città capoluogo Agrigento, dove andremo al ballottaggio, spingeremo Michele Sodano alla vittoria da una posizione di grande forza e centralità. Un ringraziamento speciale a chi si è speso in condizioni difficili, a Raffadali, Ribera e Casteltermini, ai nostri candidati, ai militanti, alla deputazione che non si sono risparmiati in queste settimane di campagna elettorale. Abbiamo saputo ascoltare i bisogni reali delle persone, parlando di sviluppo, servizi, fondi PNR e futuro, contrapponendo la concretezza alle sterili polemiche a malgoverno. Da domani, conclude il segretario provinciale della frazione del PD di Agrigento Francesco Cacciatore, nell'auspicare la costituzione degli organismi provinciali, continueremo il lavoro sui territori per rafforzarci e confermarci quale perno insostituibile dell'alternativa della provincia di Agrigento.